Sono Francesco Causin, direttore della unità operativa di neuroradiologia e radiologia pediatrica dell'ospedale Università di Padova. Mi occupo di questo ambito ormai da più di 25 anni. È un ambito questo che sta crescendo in maniera esponenziale, specialmente nell'ultimo decennio, e questa crescita segue quello che è l'andamento della popolazione occidentale, una popolazione che invecchia, una popolazione che ha sempre maggiori cronicità. In questo contesto le malattie neurologiche hanno sempre di più un impatto. Aggiungiamo anche che la tecnologia che ci si rende disponibile ci permette di affrontare sfide e quindi di accompagnare i colleghi delle altre specialità, nonché chiaramente i pazienti, verso diagnosi che probabilmente alcuni decenni fa non erano certamente possibili o quantomeno erano certamente più difficili e a volte anche tardive. La diagnostica quindi è una diagnostica che segue il tempo, segue la tecnologia e le nostre competenze quindi devono in qualche modo seguire questo tipo di evoluzione. Si tratta prevalentemente di patologie degenerative, patologie quali l'Alzheimer legate all'invecchiamento, patologie infiammatorie come possa essere la sclerosi multipla, giusto per fare dei nomi di condizioni cliniche un pochino più diffuse o quantomeno più conosciute nel contesto generale. Questo significa che quello che noi svolgiamo è un'attività per lo studio del cervello, dell'encefalo, ma anche di quelli che si definiscono gli organi di senso, ovvero l'apparato uditivo piuttosto che la vista o altre situazioni che riguardano per esempio i nervi periferici. Contestualmente a queste attività noi svolgiamo anche un'attività per quelle che sono invece le patologie degenerative di tipo osteoarticolare, in particolare per quel che riguarda la colonna vertebrale. Colonna vertebrale che è coinvolta anch'essa nei complessi processi di invecchiamento della popolazione e questo va in qualche modo ad impattare anche con poi la successiva fase di potenziali interventi sui pazienti. In questo contesto quindi inserisco quello che è il secondo grande capitolo della neuroradiologia, ovvero se fino adesso abbiamo prevalentemente parlato dell'attività diagnostica, esiste anche il capitolo dell'attività interventistica. L'attività interventistica è un'attività che si può distinguere in endovascolare e in percutanea diretta. Allo stesso modo può essere distinta in attività che si svolge per il paziente acuto o iperacuto, così come anche nelle condizioni di pazienti in elezione, quindi con interventi programmati. Di cosa si tratta? Allora, riallacciandoci alla patologia degenerativa osteoarticolare, di cui si diceva prima la colonna vertebrale, per esempio vengono affrontati interventi programmati che interessano per esempio la stabilizzazione, il consolidamento più che altro di fratture vertebrali, specialmente in pazienti osteoporotici, in pazienti con fratture della colonna vertebrale. In altre condizioni possono essere eseguiti per esempio degli interventi di discolisi o di infiltrazione delle faccette articolari piuttosto che dei forami da cui escono i nervi periferici, proprio per la terapia per esempio delle sciatalgie, delle lombosciatalgie. Ecco che quindi coinvolgiamo nel nostro panorama di interventi attività in questo caso di tipo percutaneo, diretto, spesso in dei hospital o ambulatoriali. Ma come dicevo l'attività interventistica è anche endovascolare, questo si svolge, come gran parte delle attività che noi svolgiamo, si svolge in strettissima collaborazione con i colleghi delle altre specialità. Questo significa che i pazienti sono pazienti complessi, sono pazienti con aneurismi cerebrali, con patologia malformativa vascolare, cerebrale, spinale, ma allo stesso tempo possono essere pazienti con patologie malformative, per esempio del volto piuttosto che del tronco, delle gambe
o delle braccia, e in questo caso la collaborazione che noi necessitiamo e che è un interscambio culturale con gli altri colleghi non è solo come per pertinenza neurochirurgia, neurorianimazione, neurologia, ma è anche con altri ambiti come il maxillofacciale, come la chirurgia plastica e come anche l'oculistica o altri distretti, altri compiti, altri apparati, specialisti di altri apparati. Gli interventi endovascolari sono interventi mini-invasivi, se possiamo definirli tali. La mini-invasività sicuramente è un fattore aggiunto, ma questo non deve essere visto come una facilitazione, in qualche modo rendere la cosa più semplice. Di fatto, il fatto che sia endovascolare piuttosto che a cielo aperto non è di per sé un solo aspetto di intervento più o meno cruento, ma è una scelta tecnica che è spesso, anzi quasi sempre, condivisa con i colleghi delle altre specialistiche. Questo viene fatto nell'interesse del paziente innanzitutto, ma sostanzialmente le decisioni sono anche prese nel contesto di singole condizioni patologiche. Questo perché la medicina moderna, quella che si cerca di affrontare, è prevalentemente una medicina non generalista, ma una medicina che è ritagliata molto sul singolo caso. In questo è chiaramente estremamente importante avere una grande esperienza proprio per riuscire a raccogliere anche dai numeri, anche dai grandi numeri, i dati sufficienti e indispensabili in molti casi per opportune scelte sul singolo paziente. Vi ringrazio per l'attenzione.